Cosa hanno in comune Eraclea e Bibbione? Sono le uniche spiagge italiane a non temere le conseguenze della legge comunitaria denominata Bolkestein. Grazie a un'altra legge regionale, in questo caso del Veneto, si sono viste riassegnare la concessione che risulta quindi nuova e non interessata dalla direttiva europea. Parliamo di una concessione demaniale importante, ben oltre 20.000 metri quadri, proprio di fronte al posto dove ci troviamo. È la risposta imprenditoriale all'incertezza della Bolkestein, ovvero una concessione demaniale ottenuta secondo quanto previsto dalla legge regionale con un importante project financing, un investimento complessivo ben oltre 1 milione di euro che contempla al suo interno anche delle importanti ricadute sul territorio, visto che ci sono quasi 400.000 euro di opere pubbliche. È un intervento importante per la nostra comunità perché va a riqualificare un bel tratto di spiaggia dove Eraclea Beach farà il proprio intervento, oltre a dare maggior lustro alla località balneare che finalmente è pronta a ripartire anche con questa nuova iniziativa. Proprio in questi giorni verrà pubblicata l'ordinanza della Regione del Veneto che porterà a 12 metri quadri la misura minima tra ombrellone, proprio per garantire anche quest'anno una sicurezza dal punto di vista sanitario, con alcune deroghe a 10,50 m nelle spiagge dove sono state colpite da erosione, ma questa è la volontà di ribadire che tra qualche giorno ripartirà la stagione 2021. Certo, eravamo tutti convinti che non ci ritrovassimo nelle stesse condizioni del 2020, dobbiamo vivere queste settimane ancora con un po' di incertezza, ma credo che i segnali positivi soprattutto nel mese di luglio e agosto già si vedono e quindi bisogna cercare di superare anche questa stagione proiettandoci già nel 2022 con progetti come questi che ci permetteranno di dimostrare come il Veneto ha capacità di innovazione e di migliorare costantemente l'offerta turistica ai propri turisti. Diciamo che pass o passaporto vaccinale non piace neanche a me come termine, perché dà l'idea proprio di una situazione, se vogliamo, anche difficile, crea ancora problemi psicologici legati al virus. Basterebbe semplicemente comunicare in maniera diversa e dire che i turisti, le persone si possono muovere semplicemente se hanno già contratto il virus e possono dimostrarlo, quindi sono guariti di fatto e hanno gli anticorpi naturali, oppure se hanno fatto una vaccinazione o, terza ipotesi, fare un tampone nelle 48 ore prima di muoversi. Basta dire queste tre cose qui, cioè ci si può muovere a livello europeo e non solo, anche extraeuropeo, perché questa è la volontà anche del ministro Garavaglia. L'importante è essere in regola con una di queste tre posizioni qua, senza parlare di pass vaccinale o peggio ancora di passaporto vaccinale, che sembra anche escludere tutte quelle persone che non ce l'hanno.